Bologna Città del Trotto. In apertura di questa seconda parte Michela Rossi ci descrive come suddivide il lavoro insieme a Salvatore e Valentino e come concilia il suo ruolo di mamma. 24 ore su 24 dopo 20 anni non è semplice. No, diciamo che noi lavoriamo sempre i cavalli in compagnia, l'ho detto già un'altra volta, perché secondo noi è molto il cavallo nervoso si rilassa e diciamo che lavorano meglio, comunque si danno forza uno con l'altro, c'è più competizione, quindi sentono meno lo sforzo. Quindi è un lavoro che abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo. Ovvio che lui comunque ha le sue tabelle, quindi io seguo lui, perché lui è l'allenatore giustamente dei cavalli, però noi lavoriamo insieme tutte le mattine, quello che fa lui faccio io, ecco, facciamo i cavalli da prova, i cavalli da treno, e facciamo tutto il lavoro che c'è da fare in scuderia, insomma. Parliamo del tuo approccio alla competizione, mi sembri una persona molto determinata, sicura, ma anche quando scendi in pista, qual è la tua sensazione, le tue emozioni? Beh, tutti mi dicono che sono molto fredda, cosa che magari io neanche mi rendo conto, perché magari nella vita reale sono diversa, forse là in mezzo comunque l'adrenalina, comunque insomma la competizione, e quindi uno tira fuori il meglio di sé. Io dico che tra virgolette è anche una dote, perché comunque quando sei lì il saper guidare sì, conosci i cavalli e tutto, però se hai paura o non sei capace di stare sul sulchi penso che non è una cosa che ti insegna qualcuno, oppure sì, potrai sconfiggerla magari correndo, però se hai paura penso che non sei lucido in quel momento, quindi penso che la mia freddezza è il mio punto forte. Invece l'approccio nel rivederti, se ci sono delle correzioni, insomma dopo le corse, com'è il tuo approccio? Beh, spesso Salvatore mi fa delle critiche, quindi magari la riguardo e io dico la mia, che di solito io dico sempre no, è come dico io, non è come dici tu, tanto non lo potremo mai rifare, no? Giustamente rivedere la corsa come dice lui è impossibile, è solo come l'ho fatta io. Ovvio che da giù è molto più semplice, perché giustamente tu guardi al muretto o in televisione, guardi la corsa, se facevi, se uscivi prima, se stavi lì, se mandavi, se correvi davanti, è molto più semplice. Però dai, tra virgolette andiamo d'accordo. Invece in momenti difficili come li affronti e se c'è una sconfitta che ogni tanto ti fa ancora pensare? Ma alle volte magari quando fai una guidata, non so, che con qualche rammarico, perché magari se stavi fermo in quel momento, se non uscivi, se non sbagliava il cavallo, è colpa mia, non dovevo fare. Ovvio che quando scendi oppure la riguardi dici cavolo, non ho fatto un bel lavoro. Però comunque le corse ci sono tutti i giorni, quindi si cerca di andare avanti. È normale che hai del rammarico quando fai uno sbaglio. Però le occasioni comunque sono tante di riscatto. Sì. Invece alle giovani che consigli ti senti di dare? Beh, questo è un lavoro molto difficile, perché comunque se non hai passione, le tante ore che dedichiamo a questi esseri bellissimi non è semplice, quindi a maggior ragione se non ce l'hai nel sangue, secondo me è difficile capire tutto il lavoro che c'è, tutte le ore che ci sono dietro e tanti sacrifici. Poi io da mamma ancora di più, perché finita la scuderia comunque abbiamo anche un figlio da seguire. E come concili tutto? Non è sempre semplice, però ecco, per fortuna la nonna che ci guarda, Antonio, tipo oggi che siamo qua, è andato a prenderlo lei a scuola. E domani invece è domenica, quindi verrà con noi qua alla riunione di Bologna. E si cerca di conciliare tutto, ovvio prima l'accompagno a scuola e poi dopo vado in scuderia, magari Salvatore si avvia prima e poi per fortuna abbiamo il personale che va avanti col lavoro e poi ovvio, poi non abitiamo neanche vicinissimo dall'ippodromo, quindi è sempre un correre tutta la giornata, però si fa, insomma, si fa perché comunque è il nostro lavoro, ci sono tanti sacrifici e lo facciamo volentieri. Anche per questa settimana l'approfondimento dall'ippodromo di Bologna termina qui, come sempre ricordo i prossimi appuntamenti di corse che saranno giovedì 12 e domenica 15 dicembre.